Ammiraglio, mare e laghi sicuri 2024, la nuova stagione per la stagione estiva 2024, le date, quando parte e la conclusione. Allora, innanzitutto è già partita il giorno 15 di giugno, Mare Laghi Sicuri 2024, un'operazione estremamente longeva perché sono più di 30 anni che in occasione dell'inizio della stagione balneare le capitanerie di porto, Guardia Costiera in Italia partecipano a questa operazione che è finalizzata a garantire a bagnanti, diportisti, subacquei la massima sicurezza e la percezione della presenza confortante dello Stato al loro fianco. Gli obiettivi appunto non solo la salvaguardia delle vite umane in mare, ma anche garantire la sicurezza, una sicurezza in ambito marittimo e soprattutto anche a livello non solo di mezzi ma di persone. È un concetto trasversale quello della sicurezza, mettiamo in campo infatti oltre 37 unità navali, oltre 300 uomini distribuiti lungo tutto il territorio e naturalmente garantiamo l'attenzione particolare per esempio per le aree riservate alla balneazione, quelle dove i natanti non possono entrare, il controllo delle postazioni di salvataggio che devono essere sempre efficienti e naturalmente ecco, questo tipo di attività è veramente assorbente perché poi va anche a condizionare il personale che scegliamo per andare a controllare, deve essere personale altamente specializzato. Per questa stagione 2024 quali sono i numeri? Intanto parliamo della stagione 23 dove abbiamo fatto più di 800 operazioni di controllo, quest'anno pensiamo ad un upgrade importante anche in ragione diciamo così, dei numeri che si stanno già prospettando fin d'ora di affluenza turistica sul territorio. E poi oltre i 300 uomini parliamo anche di tante ore di moto delle unità navali in giro per tutto il Veneto. Non sono soltanto i 500 km quadrati di laguna di Venezia che sono con un focus molto forte, un focus di attenzione molto forte proprio per la specificità di Venezia, ma è poi tutto il litorale, quindi Bibione, Jesolo, Caorle, fino a scendere giù oltre Venezia, Chioggia, Pila di Porto Tolle, Scardovari, insomma tutto il territorio. Controlli che sono finalizzati anche alla tutela dell'ambiente, anche questo è un aspetto specifico, un aspetto molto caro alle capitanerie di porto, il controllo ambientale. Quali sono appunto i contributi che vuole portare la Capitaneria di Porto nell'ambito ambientale, della salvaguardia soprattutto ambientale ma anche dell'ecosistema marino? Forte tutela, grande prevenzione attraverso una presenza sul territorio, quindi il controllo sugli scarichi costieri, il controllo sull'immissione di prodotti da parte delle navi che fortunatamente ormai questo è un argomento che è andato a scemare col tempo, non so se qualcuno di voi ricorda quando si camminava sulle scogliere ci si sporcava le ciabatte di catrame, oggi questo è veramente un fenomeno residuale, un fenomeno che derivava dal lavaggio delle cisterne, oggi è una cosa rarissima proprio per questa presenza e questo controllo continuo. Ovviamente continua per gli anni l'accordo e si porta avanti anche ovviamente con la Capitaneria di Porto delle Blue Flag. Assolutamente sì, è stato confermato anche quest'anno e c'è un atteggiamento virtuoso da parte delle compagnie da crociera in particolare perché non c'è niente di obbligatorio, è un accordo che nasce diciamo dalla predisposizione e da un atteggiamento diciamo favorevole alla tutela dell'ambiente da parte degli armatori, quindi le navi che arrivano a Venezia già dalla rada, dalla zona di intercettazione VTS devono assolutamente passare il carburante nella versione più leggera, quindi con emissioni più basse in atmosfera. Soprattutto per il controllo delle emissioni di zolfo, soprattutto esatto. per le compagnie crocieristiche e anche un aumento, se non sbaglio, dei dati delle emissioni dei bollini blu. Sì, anche questo è ormai una procedura ben rodata, collaudata, il bollino blu che viene rilasciato alle unità da diporto è in qualche modo lo strumento attraverso il quale si evitano duplicazioni di controlli per far star tranquillo chi va a godersi una giornata in mare. Naturalmente non significa esenzione perché il bollino blu è legato alle dotazioni di sicurezza di un'imbarcazione e non afferisce ad aspetti che ne so, fiscali o altro. E il vostro è un contributo molto variabile, nel senso che si occupa sia del traffico crocieristico, quindi di grandi navi, ma anche di piccole imbarcazioni, di natanti da diporto. Quindi è un impegno a 360 gradi, ma soprattutto variabile.
Sta già nelle sue parole la risposta, e così viene controllato tutto il traffico che arriva in particolare a Porto Marghera, chimichiere, gasiere, petroliere, navi da crociera, ro-ro, ro-pax. Tutte le tipologie di navi sono controllate e sono assistite in particolare dai servizi tecnico-nautici, quindi piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, tutto finalizzato a fare in maniera tale che le operazioni sia di ormeggio che di transito nel canale di Malamocco e dalla bocca di Malamocco avvengano in sicurezza. E poi c'è il diporto nautico, anche su questo c'è un'attenzione particolare e un occhio dedicato. E per quanto riguarda invece gli yacht? Intanto a Venezia entrano maxi yacht dalla bocca di Lido, ma sono tutte unità sotto le 25.000 tonnellate o più corte di 180 metri, quindi questo dopo il decreto Draghi del 2021, il numero 103, quindi abbiamo una limitazione di ingresso dalla bocca di Lido. Gli yacht sono un pochino una bella vetrina anche per Venezia, ormeggiati, danno colore, quindi è anche piacevole vederli. E ritornando appunto anche a queste limitazioni per le navi da crociera, qual è il vostro impegno ancora costante a distanza di un paio di anni comunque? Verificare la corretta applicazione degli ormeggi diffusi, che sono figli del decreto Draghi, appunto il 103 del 2021. Oggi le navi da crociera, le grandi navi ormeggiano non più qui nella laguna, non passano più dal canale della Giudecca, ma passano dalla bocca di Malamocco con un transito di 2 ore di navigazione circa per arrivare agli ormeggi di Fusina, le banchine Liguria e Lombardia, e quindi questi sono gli ormeggi, oltre che Chioggia naturalmente. E non è solo la tutela, la salvaguardia del passaggio, ma anche ad esempio dei limiti di velocità, ricordiamo il nuovo anche codice della strada, l'articolo 6. Intanto le navi hanno delle limitazioni con ordinanza, prevede la velocità massimo 8 nodi, proprio per non generare onda, proprio in relazione al dislocamento, quindi al peso, alla forma anche delle imbarcazioni. Poi su Venezia, che dire, il moto ondoso, lei si riferisce ovviamente a Onda Zero, il controllo c'è, stiamo aspettando anche degli ulteriori strumenti, però la presenza sia nostra che dei colleghi delle varie forze di polizia ci sono, quindi noi, carabinieri, finanza, polizia locale, insomma tutti cerchiamo di fare squadra e di arginare quanto possibile questo fenomeno. E per concludere, non è solo una salvaguardia ovviamente della vita umana in mare, della sicurezza, ma è anche una sicurezza ambientale, quindi di sviluppo. Qual è il vostro contributo e il vostro rapporto, soprattutto anche con le compagnie crocieristiche, proprio dal punto di vista della sostenibilità della navigazione? Con le compagnie crocieristiche noi dialoghiamo molto spesso, ormai c'è da dire che la tecnologia su queste navi è salita tantissimo di livello, per cui anche l'utilizzo di sistemi tipo gli scrubber e per i non addetti ai lavori parliamo di una sorta di filtro che viene messo nelle ciminiere delle navi, permette appunto di contenere questo fenomeno di immissione di sostanze in atmosfera. E poi c'è tutta una progettualità che è in corso, che è il cold ironing, che sarà appunto l'elettrificazione delle banchine, e quando si arriverà a regime in questo avremo, diciamo così, il completamento di questo pensiero, di questo bel pensiero ambientale. Naturalmente, dimenticavo di dirlo ma è importante, dalla direzione marittima di Venezia dipende anche tutto il lago di Garda, che sono circa 167 km di coste. Sul lago di Garda, dove abbiamo la competenza di 4 regioni, la Capitaneria di Venezia è presente col suo primo nucleo navale, che è composto da 9 unità navali e circa 40 persone, nelle sedi di Salò, dove c'è appunto la nostra sala operativa, Desenzano, Torbola e Lazzise. Desenzano sarà inaugurata, lo anticipiamo, entro la fine di luglio, quindi sarà il nostro 4º presidio sul lago. Per concludere, quali sono i consigli da parte appunto della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera per questa stagione 2024? I consigli sono innanzitutto il consiglio principe, quello che sta sopra tutti, che è la prima cosa, la prudenza, il buon senso quando si va in mare, che non deve mai venire meno. Questa è la prima cosa. Poi per i diportisti documentarsi sempre sulle condizioni del tempo, quindi i bollettini, documentarsi sulle ordinanze vigenti nell'area in cui vanno a navigare
e poi avere un'attenzione per le persone che vengono portate a bordo. Sul lago di Garda è stata aperta un'app dove vengono pubblicati, oltre che nei modi tradizionali, cioè sui siti e sull'albo della Capitaneria, ma anche un'app dove sono iscritte già centinaia di persone e dove con una facilità maggiore possono essere visionati anche i bollettini meteorologici. Quindi mi resta soltanto da dire una cosa, e lo dico a loro: buona estate a tutti e in sicurezza con la Guardia Costiera.